sentito, quindi ho sentito quello che ha detto la radio, non ha detto che personalmente, quindi quello un pochettino, però ho detto il calcio spesso non lascia spazio ai sentimenti e quindi si fanno delle scelte professionali. Credo che, mi sembra che la scelta dell'Argentina sia in direzione di altri portieri, altri cantoni, e quindi mi dispiace perché a parte tutto lo potevo del gioco del calcio. Senti, mi viene a chiedere questo, l'Argentina ti ha già comunicato ufficialmente che non sarai No, ancora no, ho parlato con loro e so che comunque c'è una grande difficoltà. Sì, non me l'hanno proprio, diciamo, detto così, però vediamo quello che succede. No, lo so perché ci sono la gente che lavora per me e quindi parlo con lui, poi non so, dovete chiedere a Palermo se hanno parlato con loro. Non sai che non ha funzionato la montaña, perché alla fine sembra un fatto tecnico, perché se Palermo chiedesse meno alla fine e pensando che cos'è che non ha funzionato. Non so, io non ho nessun tipo di problema con lui, magari c'è stato un periodo dove ero arrabbiato con lui perché non giocavo, però non ho nessun tipo di problema, certo che lui fa l'allenatore e quindi fa delle scelte, se le scelte sue sono diverse da me, cioè, insomma, lui deve fare delle scelte, non è che può venire incontro a tutti, se vuole fare delle scelte diverse sono decisioni sue. Comunque per l'anno scorso delle scelte le hai fatte, perché sei stato in palestate a cercare di vedere il campo, tu hai fatto quest'estate. Ma io l'ho detto quando sono arrivato, che per me giocare nella Fiorentina un giorno, un mese, un anno era la cosa più importante che potesse succedere nella mia vita. Poi è ovvio che io ragiono in questa maniera e sono anche uno dei pochi del calcio, sono contentissimo perché io mi sono divertito avanti a fare la stagione, sta finendo con una cosa che mi è importantissima, quello che sto facendo oggi. Se poi tutte le scelte professionali della società sono diverse, ne prendo atto perché si fa calcio e non si fa quei sentimenti. Mi dispiace perché sapete tutti che va bene. Senti, un altro argomento. Io spero Ecco. Ma sapevo se c'era un no. Sì, che domande? Dipende, non me l'aspettavo, però a Firenze finisce per la bolletta del 2000 magari non mi va bene il sottoscritto che tifa per la Fiorentina però dice magari non è buono, lui che dice che andare alla Juve è buono, quindi vorreste tutti messi che fanno la Fiorentina. Io magari ho sbagliato, magari lui ha sbagliato perché ha sbagliato in quei tempi, però credo che sia anche magari poteva avere un'altra certezza. Senti, Emiliano, invece di parlare di Zagro, quantomeno attraverso il suo procuratore, anche lui è un po' sorpreso di questa volontà di non rimanere, te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, ma finché non sento parlare lui non mi fido totalmente di quello che ha detto il procuratore, perché a volte i procuratori fanno anche il procuratore, quindi voglio sapere quello che poi, Pecco è un ragazzo particolare, quello che poi pensa lui veramente, non credo che sia un motivo né economico né da mercenario, né come si pensa, se ha detto una cosa del genere magari può essere deluso da alcune cose e forse non della Fiorentina. Non lo so, può darsi, non lo so, non voglio parlare a Milan, però può darsi che magari è deluso da questa cosa, magari sta pensando a Milan, non lo so, io sinceramente non ci ho parlato perché poi ha fatto queste dichiarazioni di procuratore che eravamo già in vacanza, quindi... Non lo so perché io non sono pieno di questo, non so che ci sono un po' di scaldo. Dopo le dico, no? Devo vedere, ci sono tante cose, ricordatevi sempre che non è quello che decide non No, assolutamente, ma io non mi sento non è una questione di ragazzi, è una questione che l'ho detto, le scelte societarie devono essere quelle che per loro sono le migliori, non è un problema di me o ragazzi. Tutti noi sentire troppo. Ci sono stati dei momenti dove ho reso io l'ho visto con onore, poi è ovvio che però così forse pesare che da altre parti, però devo andare da l'affetto che ho ricevuto dalla gente tutti i giorni, Di noi Senti Emiliano, il tifoso
potrebbe essere un modo diverso. Cosa pensi del possibile arrivo di Penso che sia una gran colpa perché insomma il giocatore che ha vinto la Champions League, non so quanto tempo fa sono lasciati il campionato, quindi Lo vedresti bene con Giuseppe Rossi che ti conosci molto bene. sì, lo farei benissimo. Prenderebbe Nel calcio può succedere di tutto e il contrario di tutto, quindi magari forse questo verrebbe. Grazie Emiliano.